Già da quando aveva 6 o 7 anni andava sempre a cercare a giassa o a neve quando veniva e quasi che voleva spostare nuvie o per fare ciove magari quando è asciutto o magari per far sciortire su e quindi da lì che aveva un po' sta passione. Chi coi monti, con più che altro negli ultimi anni quando il tempo sta cambiando da tutte le parti, chi da altri è anche un più difficile fare previsioni e la cosa più importante è conoscere il territorio dove si fa i previsioni per farlo il meglio possibile. Che poi se maccaia da sta parte verso il mare e magari da là è bello o se dunque invece magari d'inverno più che altro che anneggia della dai sui mentre chi da altri è bello perché fanno quasi da tappo. Te di quelli che va a vedere i truini e i lampi o no? Beh sì, quando è burrasca normale magari non parto perché poi negli ultimi anni qua a Gragnea con tutto magari fino a con l'ape non che vago. Però l'hai capito l'anno passato quando l'aveva fatto un temporale nevoso in Pragia e allora sono partito a 6 anche di notte a cercare a Napoli questo temporale nevoso che è una cosa bellissima, senti tronare e vedere i lampi mentre in tuo frattempo fiocca. E gli amici, quelli che sanno di sta passione, che cosa ne pensa? Qualcuno mi dice che sono fino a troppo appassionato, che magari che spendo un po' troppo tempo, però magari comunque qualcuno che viene sempre bene, poi mi domandano sempre, ma che tempo fa domando, arriva a shorti in moto o nape, e allora poi che viene bene, sai che tempo fa il giorno dopo, se l'è freddo, se l'è caldo, anche a me, ecco, per estendere la roba ande fe, sapere se il giorno dopo piove o no. Ma quelli che amiano il tempo che saia tra una settimana, E se che fisse l'anticiclone africano, quindi stabilità e cose, da una settimana all'altra si può anche fare una previsione che non è giusta al 100%, ma comunque che pigia abbastanza. Più che altro una primavera, ante l'inverno e comunque in l'autunno più che altro è più difficile